Edizioni TV7 TG Veneto e la politica ad essere in primo piano quest'oggi con la Lega Nord che ha presentato i dati di un'indagine. Dice la Lega Nord, dice la manovra Monti salva l'Italia ma strozza il Veneto. Se ne è parlato questa mattina a Padova all'hotel Sheraton. Per noi Alice Cavicchioli. Le famiglie venete nel 2012 avranno circa 628 euro a testa, una famiglia media di 3 persone andrà a pagare questo. Tra l'addizionale regionale, che non è un'addizionale regionale ma è un'addizionale statale purtroppo, perché tutti i soldi vanno a Roma, tra l'IMU, tra l'aumento delle accise sulla benzina e l'IVA, che da ottobre passerà al 21%, noi avremo circa 628 euro a famiglia. Dati alla mano, la Lega Nord va all'attacco della manovra Salva Italia, ribattezzata dal Carroccio manovra Strozza Veneto. Da Padova all'hotel Sheraton, dove le camicie verdi hanno esposto i dati di una ricerca plancia, il segretario nazionale della Liga Veneta Giampaolo Gobbo, il senatore Paolo Franco e gli esponenti veneti Ciambetti e Caner puntano il dito sulle ricadute in regione del decreto per la correzione del deficit nazionale. Di tagli alla spesa pubblica Monti non ne ha fatto, quindi ha dato in cerca. Da un lato rapinando nel vero senso della parola i comuni, le province e le regioni, non parliamo delle pensioni, non parliamo del furto delle tesorerie, ed è evidente che la regione Veneto, che è fra le regioni più produttive di questo paese, sta pagando dazio per questo governo dei tecnici che sta affamando il paese. Considerazioni in linea con la decisa ostilità del partito manifestata da subito nei confronti di questo governo tecnico, posizione che ha portato alla frattura dichiarata delle alleanze con il PDL. Siamo qua per dire no a questo governo. Stiamo vedendo che purtroppo il Nord continua a pagare per tutti. Si vuole riempire la vasca senza invece tappare i buchi che ci sono, e questo è molto grave. Ecco, con Giampaolo Gobbo è stata anche l'occasione per parlare delle